ENIP Veneto è un'impresa sociale. ENIP Veneto è un luogo dell'istituzione intesa come educazione, del mondo dell'educazione. È per questo un punto di riferimento per la promozione del lavoro, per la crescita sociale, e immaginiamo che attraverso quindi la formazione avvenga una crescita sociale importante della nostra collettività. ENIP Veneto esiste per promuovere la crescita delle persone e garantire a tutti, a tutte, un lavoro dignitoso. Ci impegniamo quindi a produrre valore e valori per la comunità, per il territorio, per tutta la nostra collettività. Immaginiamo che tutto questo accompagni un autentico progresso sociale. Sono Paride Bortolato, da 2 anni e mezzo sono approdato in ENIP Veneto, ho condiviso con convinzione il percorso verso la certificazione per la parità di genere e mi è stato chiesto di assumermi la responsabilità per le politiche per la parità di genere di ENIP Veneto e ne sono quindi diventato il responsabile. Sono Silvia Verzola, sono formatrice ENIP dal 2000, insegno economia, diritto e cittadinanza. Nella vita privata mi occupo della condizione femminile, essendo al secondo mandato come presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di residenza. ENIP Veneto è tra le prime aziende del settore della formazione in Italia ad ottenere la certificazione per la parità di genere. Questo obiettivo è stato possibile perché nell'anima di ENIP Veneto quella di promuovere e sostenere quelle azioni positive che possano far emergere la diversità di competenze, di idee, di professionalità che gravitano all'interno e attorno all'azienda. L'elemento dove la politica aziendale ha focalizzato di più gli aspetti di contesto è stato quello di fare luce su quelle che sono le politiche di conciliazione tra la famiglia e il lavoro. La tutela delle genitorialità sono aspetti preponderanti. Per quel che riguarda la mia esperienza personale, essendo io madre, ho sperimentato in prima persona quelle che sono le politiche di ENIP Veneto sulla tutela delle genitorialità e da quando sono mamma usufruisco di una riduzione di orario che mi permette di conciliare i miei impegni personali e familiari con quelli che sono i miei impegni lavorativi. ENIP Veneto ha ottenuto la certificazione per la parità di genere attraverso un percorso che è iniziato diversi anni fa. Già nel 2019 ha ottenuto la certificazione per il Family Audit, che ha consentito di concentrarsi su una maggiore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Ha permesso di elaborare con l'impegno di tutte le aree aziendali delle iniziative che sostenessero la genitorialità, per esempio attraverso la concessione di un tempo di lavoro part-time per i primi 3 anni di vita del bambino, attraverso il riconoscimento di un bonus economico per i neogenitori, attraverso la possibilità di utilizzare un'ampia gamma di servizi all'interno di un portale di welfare che è a disposizione di tutte le dipendenti e di tutti i dipendenti di ENIP Veneto. Questo percorso è arrivato poi nel 2024 a far maturare la possibilità di ottenere anche la certificazione per la parità di genere, tra le prime aziende nel settore formazione ad averla ottenuta in Italia. Questo è un percorso che ha richiesto l'impegno di tutte le aree aziendali che hanno risposto con entusiasmo a questa richiesta e che ha permesso di ottenere la certificazione con un punteggio notevole rispetto alla media dei punteggi che in Italia le aziende riescono a ottenere per la certificazione sulla parità di genere. È con soddisfazione, grande soddisfazione, che oggi celebriamo un risultato significativo per ENIP, l'ottenimento della certificazione di genere. Un risultato, un riconoscimento formale, direi, di un lavoro che ENIP fa da anni, di un processo in atto da anni per creare sempre più un ambiente di lavoro che sia equo ed inclusivo. Non un traguardo, direi una fotografia di questo processo
che tende a valorizzare le competenze, a valorizzare le attitudini, la motivazione dei propri dipendenti, in un'ottica di valorizzazione ma di crescita delle risorse umane. Merito e talento, ecco i due concetti principali. Merito perché è il criterio che ci ha sempre governato in ambito di ricerca e selezione e in ambito di sviluppo dei piani di carriera. Talento perché è importante creare un ambiente di lavoro che permetta lo sviluppo del talento di ogni individuo. Penso che questi due concetti di per sé permettano e garantiscano una pari opportunità di tutti i dipendenti. Ed è in questo quadro che accogliamo la certificazione di genere come uno stimolo, lo stimolo a continuare su questa strada, lo stimolo a migliorare questa strada, lavorando sempre tutti insieme alle politiche delle risorse umane. Ed è per questo che concludo ringraziando tutti i dipendenti di ENAIP che con il loro impegno quotidiano garantiscono e sviluppano un ambiente di lavoro indipendente dal genere, ma dove al centro c'è l'individuo.